Dal 2004 ad oggi non si era mai visto un così grosso investimento sui rotabili ferroviari, quindi la posizione dell'associazione della regione siciliana noi la condividiamo, anche se per i treni pop bisogna assolutamente trovare riferimento per farli arrivare più a sud di Catania, quindi a Siracusa. Certo, guardi, noi il governo Musumeci ha speso oltre 300 milioni di euro per cambiare e rinnovare il materiale rotabile. Ci siamo impegnati e abbiamo preso appunto un impegno con la Sicilia di portare entro il 2022 43 nuovi treni, tra cui treni pop ma anche i treni bimodali, e stiamo verificando se possiamo portare anche i treni trimodali, cioè elettrici, a diesel e se vogliamo anche a batteria, quindi treni di ultimissima generazione. Questi treni, già il treno pop invece arriverà a sud sino a Siracusa. La tratta che farà è quella di Palermo-Messina, Messina-Catania, Catania-Siracusa. Considerate che su queste due direttrici necessitano ogni giorno 18 treni, ma dopodiché questi treni andranno sulla direttrice Catania-Palermo. Ben venga, Assessore. Quello che vogliamo chiedere è se è possibile poi rivedere, per quanto concerne il contratto di servizio, la velocizzazione di alcuni collegamenti in virtù di quello che sarà prossimamente la fermata di Fontanarossa. È il contratto di servizio che va rivisto alla luce delle nuove infrastrutture, alla luce della stazione di Capaci, alla luce della stazione di Fontanarossa, alla luce anche della metroferrovia di Ragusa ma anche di Messina. Dobbiamo rivederlo, dobbiamo incrementare, necessiterebbero altri 10 milioni di euro l'anno, li stiamo cercando per dare appunto un soddisfacimento alle legittime aspettative dei cittadini siciliani che oggi preferiscono il treno e il ferro rispetto alla gomma. Questo è un grande traguardo, perché se nel 2019 siamo riusciti a incrementare il servizio ferroviario, la frequentazione del servizio ferroviario di ben 1.200.000 passeggeri nuovi, significa che il servizio che stiamo offrendo, che il materiale rotabile che mettiamo in campo è valido ed è apprezzato anche dai siciliani. Perfetto, Assessore, buon lavoro e grazie ancora. Grazie a voi.